che gioia, c'è un giocatore che adesso io amo, che si chiama Leonardo, fa di cognome Leonardo Spinazzola, forse ce n'è pure un altro che si chiama Alisson Santos, che viene dallo Sporting Lisbona. Ah, ah, ah. Come stato, voglio. Alisson Santos, si foto, frate, si foto, frate, si mostro. Oh, frate tuo, prossima maglia da accattare, Alisson Santos. Preparati fornitore, che te lo chiederò un giorno di questi, ma vabbè. Allora, giù. Io vi saluto prima, bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Spezzaccio Batman napoletano. Come state? Ma come sta? Ma giù, come sta? Spero tutto bene. Allora, giù, Napoli-Roma 2-2. E tra l'altro siamo andati pure in live e l'avevo vista insieme con voi. Abbiamo fatto anche 9 iscritti in più. Quindi è buono, siamo arrivati a 359 iscritti. Allora, giù. Primo tempo, il Napoli ha giocato male. Non ha giocato come il Napoli sa. Magari con l'Eurogol di Leonardo Spinazzola, mamma mia, che gol ha fatto! C'è la Cis proprio a svilare, mamma mia, ha fatto un cacchio gol, manca il migliore attaccante al mondo, ci riescono più. Poi, primo tempo, i primi 5-10 minuti, il Napoli ha sempre attaccato, cioè, no, i primi 5-10 minuti. Tutto secondo tempo. Il Napoli ha giocato bene, ha giocato come il Napoli sa. Tra l'altro, Politano se ne doveva uscire prima, dal campo e fare entrare Giovanni, scusate, fare entrare Alisson Santos prima che se va al gol, che lui, mamma mia, che gol ha fatto. E vai giù, questo è stato il problema Ronaldo, fai uscire troppo tardi Matteo Politano, che in questa partita è stata un po' la rovina. Poi vai giù, pure Mazzocchi è trasuto, che fasce capitano, Aitam, una cosa assurda. Intanto forse si è infortunato di nuovo a Mitra Kamani e non ci voglio proprio pensare. Non ci voglio proprio pensare. Io non ci voglio proprio pensare a questo infortunio di Rachmani che forse si è fatto male. Io ci voglio pensare adesso ad Alisson Santos. Freedom. Ah, boh. Cioè, nel live c'è stato un mix di emozioni esagerato, da emozioni positive per il gol ed emozioni negative, se così possiamo chiamare, emozioni meno positive da parte mia, perché essendo che ha segnato la Roma su rigore con Mallen, ha sentato Mallen pure sia molto forte, l'ammetto. Ha fatto 2 gol, uno sul rigore al 56esimo, al 57esimo, ma ricordo un altro gol al 7° minuto. Ma vabbè. Oggi io vi voglio salutare, vi devo salutare, sono stanchissimo. Ragazzi, vi ricordo che questo video è stato fatto in collaborazione con The World of Football, tra l'altro il proprietario è romanista, e è stato fatto anche con il canale WhatsApp Mondo del Calcio. E in descrizione trovate questi 2 canali e anche il gruppo WhatsApp, unitevi e lasciate like ed iscrivetevi al canale. Ciao, forza Napoli sempre.